2-3 il risultato finale di una gara che metteva di fronte Scandicci, settima forza della A1, e Novara, terza in classifica, ma soprattutto una gara che metteva nuovamente faccia a faccia Savino Del Bene e Igor Gorgonzola dopo la semifinale scudetto della passata stagione. Una rivincita, un déjà vu dello scontro dello scorso campionato. Questo era per la Savino Del Bene il match contro lo Piemontesi, con coach Mencarelli che in apertura ha puntato sul 6+1 visto in avvio anche nell'ultima sfida contro Monza. Malinov al palleggio, Stisiak da opposto, Brisio e Bosetti in banda con Concolesca e Stevanovic al centro e Merlo dal libero. La Novara di Barbolini, che arrivava a Scandicci ancora orfana di Brakocevic e Mlakar, ha dovuto invece fare di necessità virtù e in campo dal primo pallone sono andate Hancock da alzatrice, di Giulio da opposto, Carney e Vasileva in banda, Chirichella e Velkovic da centrali e Sansonna dal libero. Davanti a 1500 tifosi la prima frazione si apre in equilibrio, ma prima di metà set Novara piazza un break di 3 punti. Vasileva guida l'attacco, Carney e Di Giulio raccattano tutto in difesa, il set si chiude così 19-25 per le campionesse d'Europa di Novara. Nel secondo set arriva la reazione scandicese, il set rimane infatti in equilibrio per larghi tratti, ma nel finale Pietrini, Brisio e Slotis generano l'allungo decisivo per la vittoria di tappa 25-20 e parità ristabilita nel conto dei set. Mencarelli pesca a piene mani dal suo roster, alterna le giocatrici in campo e ottiene grandi risposte, in particolar modo da una Concolesca che chiuderà con 16 punti, di cui 11 generati a muro. Nel terzo set Scandicci scappa fino al 17-13, Novara perde le staffe per una mancata chiamata arbitrale su di un'alzata difettosa di Malinov e Barbolini rimedia un cartellino giallo. La formazione piemontese rientra però fino al 22-22 prima che la Savino Del Bene riesca ad allungare fino al 25-22 firmato da Brisio. Sembra che Scandicci sia in controllo della gara e l'avvio di quarto set dà indizi in questo senso. Novara però non molla, è trascinata da Vasileva ma anche da una Carney che fa gli straordinari in attacco, riesce a imporsi per 20-25 e a riequilibrare il conto dei set sul 2-2. La Savino Del Bene, a caccia della sua prima vittoria casalinga, va dunque per la quarta volta in stagione al tiebreak. Il cambio campo è sull'8-7 per le scandicesi, che non riescono però a mantenere il vantaggio fino alla fine del set. La Igor Volley arriva avanti sul 13-14, la Savino Del Bene annulla 2 match point, ma alla fine Velkovic mette la parola fine ad un incontro con il punto del 16-18, che regala 2 punti e la quinta vittoria stagionale ad un Igor Gorgonzola Novara che ora si proietta verso il prossimo difficile incontro con Conegliano per un ennesimo capitolo di una sfida infinita. La Savino Del Bene Scandicci, ancora orfana della vittoria interna, non può essere soddisfatta del punticino raccolto, ma si consola con la condizione in crescita di una Brisio da 21 punti e di una Slotis da 15. Nel prossimo appuntamento di campionato le ragazze di Mencarelli giocheranno in trasferta sul campo di Chieri.